Si rafforza l'impegno istituzionale per garantire e promuovere la formazione universitaria dei detenuti in Sicilia. È stato firmato a Palazzo d'Orleans il rinnovo dell'accordo quadro per la realizzazione dei poli universitari penitenziari nell'isola per il triennio 24-27. Istituiti negli atenei regionali già nel 2021, questi centri hanno l'obiettivo di garantire un percorso di istruzione e formazione ai detenuti e agli internati che vogliono conseguire un titolo universitario, favorendone la riabilitazione psicosociale con ricadute positive nell'affrontare il percorso di recupero. A sottoscrivere l'intesa è stato il Presidente della Regione, l'assessore all'istruzione e alla formazione professionale, il garante regionale dei diritti dei detenuti, il provveditore dell'amministrazione penitenziaria in Sicilia, i vari rettori delle università di Palermo, Catania e Messina, e sarà perfezionata successivamente anche l'adesione da parte della Core di Enna, una conferma da parte degli enti coinvolti dell'importanza dell'attività svolta dai poli universitari che, come documentano le relazioni prodotte dalle università a conclusione del primo triennio, ha permesso a numerosi detenuti in espiazione della pena in Sicilia di intraprendere un percorso di studio universitario per l'anno accademico 2023-2024 e risultano 118 gli iscritti ai vari corsi di laurea. I destinatari delle attività formative sono i detenuti, gli internati, i soggetti in esecuzione penale in Sicilia che in possesso dei requisiti previsti dalla legge intendano immatricolarsi o si siano iscritti a vari corsi universitari. Le attività avranno prioritariamente luogo nelle sedi individuate dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria d'intesa con i vari atenei, al fine di coordinare le attività didattiche e di dare riconoscimento all'impegno profuso dai singoli operatori, ossia docenti, tecnici, personale amministrativo, tutor e studenti. Il garante regionale dei diritti dei detenuti, anche in rappresentanza della Regione, potrà così sottoscrivere gli specifici atti di collaborazione tra le singole università e il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria. La Regione siciliana si impegna a contribuire alle spese necessarie e al perseguimento delle finalità dell'accordo stesso. Le università garantiranno la didattica nei singoli istituti penitenziari e si impegnano anche a prevedere la messa a disposizione di strumentazioni tecnologiche, materiale librario, didattico, banche dati ai detenuti iscritti, un servizio insomma di sostegno allo studio attraverso le attività di tutorato e mediante tecniche di insegnamento a distanza.